Buon pomeriggio a tutti ragazzi. Oggi ho voluto fare una ricerca, di tutti i vulcani che sono in questo momento, mentre io faccio questa diretta, sono in eruzione. In effetti, ragazzi, sono 21 quelli lì che sono in eruzione mentre sto facendo questa diretta. Quindi vi elenco tutti i vulcani che stanno in tutto il mondo e la località dove in effetti. Incominciamo con ciao Avvocatella. Il Merapi in Indonesia, Semeru Indonesia, poi ci sta Yasur che è Island Vanatau, poi ci sta Erebos che sta in Antartide, poi ci sta il Karangerang in Indonesia, Gamalaka Indonesia, Ibu Indonesia, Dukono Indonesia. Poi ci sta Kukino e Rorabu Ima, Giappone. Poi ci sta Ebeko che è la Russia, ci sta il Karkismi sempre in Russia e Shiveluk Russia. Poi non finisce ancora qui, ragazzi, è ancora lungo. Niragongo che sarebbe il Congo, ci sta Ertale Etiopia, poi ci siamo anche noi ragazzi, quindi Stromboli Italia, poi ci sta il Nevados de Killan in Cile, sì, in Indonesia sta inguaiata. Poi ci sta il Shanghai e il Revendedor in Colombia. Poi ancora ragazzi il Masaya in Messico, Pacaya Guatemala e poi ci sta il Popocatépetl che è un nome tutto strano comunque che è in Messico. Quindi diciamo che in totale i vulcani che sono in eruzione nel mondo sono 21, quindi diciamo sono tanti, quindi pensate quanti chilometri di cenere sta arrivando nei cieli di tutto il mondo, quindi sono 21 attivi che stanno eruttando, non è che stanno attivi nel senso che stanno svegli. Io quando dico attivo in senso che stanno eruttando, quindi che sta uscendo come questa fotografia che io ho messo, quindi immaginate quanta chilometri cubici arriva in cielo grazie a tutti i vulcani che sono attivi nel mondo, diciamo. E ci sono 40 che non ho menzionato perché era lunga la lista, ragazzi, che sono a problemi, cioè possono eruttare da un momento all'altro. Quindi ci sta l'Etna, Vesuvio, Campi Flegrei, Marsili, come quelli là italiani che conosciamo. Loro stanno in quella fase si sa o non si sa, ci sta o non ci sta. E poi quegli atti 36 sono in varie nazioni, sempre questa cosa può capitare o non può capitare, quindi in fase di allerta, però un passo allerta può capitare come non può capitare, quindi in effetti tra quelli che ruttano e quelli che forse potranno in totale sono 61. 40 sono quelli che possono da un momento all'altro eruttare, 21 già lo stanno facendo, quindi già 21 sono effettivi in effetti, quindi ragazzi perciò il clima è sempre più diciamo cambiato anche a causa di tutti questi metri cubici che arrivano nel cielo, quindi fa come un effetto serra e quindi fa più caldo, può capitare che faccia l'inverso e faccia più freddo dall'est a Vocatella. Non ho capito questo, guarda. Quindi diciamo ragazzi che la situazione è sempre peggiore, quindi 21 sono attivissimi che stanno eruttando e anche noi stiamo in lista ragazzi di quelli là attivi, ci abbiamo lo Stromboli noi che diciamo è in eruzione, quindi invece l'Etna è quello lì che sta diciamo in allerta gialla, cioè può e non può, quindi sta nella via di mezzo, quindi anche noi stiamo presenti come pure il Vesuvio, Campi Flegrei, Marsili, quindi anche noi stiamo nella top 10 dei vulcani, quindi ho voluto fare questo aggiornamento perché era parecchio che non lo facevo, l'ultima volta erano 27, 28, non mi ricordo, la prima volta erano 21, poi 27 o 28 e poi adesso un'altra volta 21, quindi si è ristabilito più o meno la cosa diciamo che avevo fatto più o meno un anno fa.
in effetti ultimamente erano più vulcani, mo si sono calmati un poco. Vabbè sì, non è buono no, perché comunque sono chilometri e chilometri di cenere che salgono nei cieli e quindi inquinano, parliamoci chiaro, poi parliamo dell'effetto serra, i cambiamenti climatici, anche questo qua può influire sul clima, quindi diciamo che stiamo sempre più messi male, quindi fra eruzione, terremoto e tutto quello che succede, quindi non si capisce davvero niente. Vabbè ragazzi, vi auguro buon pomeriggio, buon pranzo, buon riposo, chi sta lavorando, chi sta a mare e ci sentiamo più tardi con qualche altro video. Ciao Avvocatella, ciao ragazzi, ci sentiamo. Un saluto a tutti.